Bentrovati amici della Wii Sport, si rinnova l'appuntamento con il grande calcio dilettantistico e per la quinta giornata del campionato di promozione siamo pronti a raccontarvi del match tra ACI Sant'Antonio e Ionica. I padroni di casa, i ragazzi di Mister Torrisi, vengono dall'importante successo sul campo del Mister Bianco dell'ultima settimana. L'ultima giornata invece ha regalato un pareggio a reti bianche per i ragazzi di Mister Moschella, che si sono fermati nel match interno contro il Real Rometta. Di seguito le scelte degli ospiti con Gugliotta Tripali, linea difensiva a 4 con Loria, San Filippo, Rasimenca e Lombardo, a centrocampo aggirano Ferraro, Cambria e Monaco, in avanti Arrigò e Savoca, sugli esterni al centro Galletta. Mister Torrisi risponde con il numero 1 Ravasco, numero 2 Vaccaro, 3 Salpietro, 4 Cordova, 5 Trovato, 6 Crispino, 7 De Luca, 8 Camoncello, 9 Viglianisi, 10 Pavone, 11 Sinito. 7 punti raccolti fino a questo momento dai padroni di casa, 9 invece per la Ionica. È tutto pronto per il fischio iniziale. Il primo pallone ce l'ha l'ACI Sant'Antonio che attaccherà da destra, cioè da sinistra verso destra dei vostri videoschermi, viceversa la Ionica che ci prova subito con Erasimenko che va a lanciare Savoca, che viene anticipato al difensore dell'ACI prima di poter concludere. I padroni di casa provano subito a reagire, il pallone viene recuperato da Pavone che prova a servire con questa verticale il compagno Viglianisi, che però viene anticipato dal portiere Gugliotta. Ancora un pallone perso dalla Ionica in fase di alleggerimento, il lancio ancora una volta verso il numero 10 Pavone, che viene però anticipato nell'occasione da Gugliotta. Continuano a attaccare i padroni di casa con questo tentativo da parte di De Luca, che cade in area di rigore, accentua però un po' troppo la caduta, avrebbe meritato il giallo per simulazione. Ancora ACI Sant'Antonio in avanti con Pavone che col mancino impegna Gugliotta. C'è poi un calcio di punizione per la Ionica. Cambria va a servire Monaco che trova dentro Savoca, viene tutto fermato però per una posizione di fuorigioco. Scuote la testa Arrigò. La Ionica non sembra regalare il bel gioco e la contraddistinta nelle scorse giornate, continuano invece ad attaccare i padroni di casa, che qui però non riescono a rendersi pericolosi. Ancora in avanti invece gli ospiti con questo tentativo col mancino da parte di Ferraro, che però non impegna il portiere Ravasco. Continuano ad attaccare i ragazzi in maglia bianca con Savoca, che qui apparecchia per Galletta che ci prova col destro, e questa è l'occasione più pericolosa per la Ionica in questa prima frazione. Fino a questo momento Galletta non era stato ben innescato dai compagni. Al primo tentativo però con questo diagonale ha sfiorato il gol del possibile 1-0. Gli ospiti sembrano aver trovato il bandolo della matassa e qui arriva l'episodio chiave della prima frazione. Viene atterrato così Savoca. Rivediamo al replay che l'intervento del difensore dell'ACI sembra sul pallone. Per il direttore di gara però non c'è dubbio, e calcio di rigore. Viene anche ammonito per proteste il numero 10 Pavone. Sul punto di battuta ci va Monaco che prova col destro e manda incredibilmente alto il numero 11 di Mister Moschella. Va a sciupare l'occasione del penalty. Rivediamo a rallenti il suo tentativo con il destro, calciato malissimo. Sul finire di prima frazione arriva anche il primo cambio, esce Arrigò per far posto a Marchiafava. Prova a cambiare qualcosa Mister Moschella, inizia la seconda frazione. Vedremo se una delle due squadre riuscirà a sbloccare il parziale. Ha sfiorato il gol, ricordiamo, in due occasioni con Galletta e poi col calcio di rigore da parte di Monaco fallito, ma la prima occasione del secondo tempo è Galletta a trovare il gol dell'1-0. Siamo al 6° minuto e dopo un calcio di punizione bellissimo il tentativo da parte di Galletta, e quindi porta in vantaggio la Ionica. Rivediamo il suo stop a centro area, il tentativo con il destro che va a freddare il portiere Ravasco tutto solo. In questo caso però l'attaccante di Mister Moschella, lasciato dai difensori dell'ACI Sant'Antonio. Ci ha provato poi Pavone a impensierire Gugliotta. Arriva anche il secondo cambio, infatti esce Savoca ed entra Smiroldo per la Ionica. ACI Sant'Antonio che si scopre troppo e favorisce i contropiedi da parte degli ospiti, che qui sfiorano il gol del possibile 2-0. Solo un ottimo Ravasco va a deviare l'azione pericolosa della Ionica. Arriva anche il cambio che vede uscire Galletta per favorire l'ingresso in campo da parte di Garufi. Non manca molto alla fine del secondo tempo. L'ultima occasione c'era ancora la Ionica che sfiora il gol del 2-0 con Marchiafava. Finisce però
Di lì a poco il match, infatti arriva il triplice fischio, conquista i 3 punti la squadra di Mister Moschella sul difficile campo di Aci Sant'Antonio e si riproietta nelle zone di vertice della classifica. E allora, amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima!